Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, cos'è che ci raccontano da lustri le anime belle della sinistra, del PD e dei suoi addentellati politico-intellettuali? Beh, sostanzialmente una filastrocca reiterata all'infinito, cioè che loro sono quelli istituzionali, poi noi sappiamo che perché intendono le istituzioni come cosa loro, loro sono quelli responsabili, poi noi sappiamo che sono responsabili rispetto ai loro interessi, li coltivano una grande responsabilità, che sono quelli incarnano la garanzia del sistema, poi la garanzia del loro sistema. Ma insomma, questo è stato il racconto, sono sempre spacciati come i seri, gli affidabili e gli istituzionali. Cosa succede oggi? Succede che l'elemento su cui ormai il PD, la sinistra italiana, ha scommesso tutta la sua sopravvivenza politica, e cioè gli sbandati della flottiglia, perché è ormai, come dire, l'asso principale nella manica della nostra sinistra, ha sfanculato, perché non c'è un altro termine, ha direttamente sfanculato il massimo rappresentante istituzionale della Repubblica, cioè il Presidente della Repubblica medesima, Sergio Mattarella, che per inciso è, come dire, anche uno dei nomi del Pantheon del PD, rappresenta una nobile storia di sinistra democristiana che culturalmente lontana da chi vi parla, ma che noi rispettiamo già solo per l'istituzione appunto che rappresenta. Ebbene, Mattarella li ha invitati espressamente a considerare l'appello che gli viene rivolto da più parti, ormai da chiunque abbia mezzo neurone funzionante, di accettare l'ipotesi di consegnare gli aiuti via Cipro attraverso la mediazione, tra l'altro, del Patriarcato di Gerusalemme e della Chiesa Cattolica, che non crediamo siano associazioni sul libro paga di Netanyahu, per permettere un'efficace consegna degli aiuti a Gaza che non contempli rischi o scenari pericolosi o addirittura potenzialmente tragici anche per anzitutto le persone che sono a bordo di queste imbarcazioni. Tac, appello rispedito subito al mittente con nonchalance dalla portavoce italiana della Global Sumd Flottiglia, Maria Elena Deglia. Non possiamo accettare questa proposta, perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccate. Cioè, sembra che ci tengano ad essere attaccati, diciamo, a prenderla in parola. Ci sarebbe da ridere se non fosse una situazione che si aggrava di ora in ora. È come dire, se vi volete salvare non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non farlo, malgrado sia un reato. Questo nodo legale non è solo una questione di principio, ma sostanziale. E poi ovviamente tutte l'alfabeto, no, del luogo comunismo anti-israeliano, a essere eufemistici. Israele sta commettendo un genocidio senza che nessuno dei nostri governi abbia ancora avuto il coraggio di porre delle sanzioni. Dopodiché, interessante questa frase, la stessa entità che ha creato questo circuito sta commettendo un genocidio, cioè Israele. Attenzione che entità sionista è l'espressione con cui viene designato lo Stato ebraico dal regime degli ayatollah iraniani, il regime nazi islamista che vorrebbe cancellarlo lo Stato ebraico. L'Iran e i suoi addentellati, tra cui oggettivamente Hamas, si riferiscono a Israele come entità sionista, ma sarà una coincidenza linguistica che la portavoce della Global Flottiglia usi il termine entità, non ne dubitiamo. Al di là di questo, cosa ci dice questo no? Proprio, come dire, recapitato pochi minuti dopo che Mattarella aveva rivolto loro questo appello, recapitato al Quirinale. Ci dice tante cose. Anzitutto, ormai è palese che il focus di questa missione non sono gli aiuti umanitari a Gaza, peraltro di un'entità irrisoria rispetto a quelli che si tenta di far arrivare quotidianamente. Il focus è un focus ideologico politico, c'è una missione diciamo dichiaratamente in chiave anti-israeliana, non pro civili di Gaza, anti-Israele. E poi ci dice che è una
follia geopolitica sta andando in scena, perché questi quindi stanno seriamente pensando di violare un blocco navale in uno scenario di guerra. Blocco navale, per inciso, in quelle stesse acque effettuato da parte di Israele e definito legittimo dall'ONU nel 2011. Ora l'ONU non coltiva proprio una benevolenza verso Israele, eppure definì quel blocco navale legittimo. Ma al di là delle questioni formali, qui c'è una questione di sostanza. Loro hanno in mente di violare un blocco navale fatto da Israele, unica democrazia del Medio Oriente, stato formalmente alleato dell'Italia, formalmente alleato della NATO, associazione in cui è l'Italia, in cui sono anche gli Stati Uniti d'America, per dire il groviglio geopolitico in cui ci rischiano seriamente di trascinare questi professionisti dell'avventurismo in politico, diciamo, più che politico. E poi c'è appunto quell'entità che continua a risuonarmi in testa, ma non voglio veramente associarla agli ayatollah iraniani, sarà un caso. Di tutta questa follia cominciano a rendersi conto, diciamo, benvenuti lievemente fuori tempo massimo, anche i parlamentari di sinistra a bordo della flottiglia, perché a bordo della flottiglia c'è l'europarlamentare Scuderi di Alleanza Verdi-Sinistra, c'è il senatore a 5 Stelle Marco Croatti, ci sono gli esponenti del PD, in teoria il principale partito, in pratica no? Il principale partito della sinistra, Arturo Scotto, deputato, e europarlamentare Annalisa Corrado. Ebbene, costoro l'hanno comunicato anche ufficialmente, l'hanno dichiarato che bisognerebbe prendere in considerazione l'appello di Mattarella, cioè cominciano a porsi il dubbio, diciamo al 97esimo, che forse sono in una compagnia non lucidissima, diciamo, cioè che seriamente questi che hanno intorno stanno pensando di violare un blocco navale israeliano in uno scenario di guerra. Non mi rendo conto ogni volta che lo dico, e quindi insomma cominciano minimamente a porsi dei problemi. Cosa ci dice tutto questo? Ci dice che sulla flottiglia c'è anzitutto alla deriva la storia della sinistra italiana, che ha scommesso tutto su questo pugno di avventurieri ideologici a costo di dire no al Presidente della Repubblica, che è anzitutto espressione della loro cultura, Sergio Mattarella. Sì, sulla flottiglia sta andando completamente alla deriva anzitutto la storia della sinistra italiana. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio